speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, nuovo appuntamento di approfondimento in vista delle elezioni politiche 2018 per presentare candidati e programmi per le urne che si apriranno ormai tra pochissimo, il 4 marzo. Nostra ospite Isabella Giannelloni, ben trovata. Ben trovato. Isabella Giannelloni, candidata per il Partito Democratico, la coalizione di centrosinistra, nel collegio uninominale per il Senato della Repubblica, il collegio 3 di Treviso, che comprende tutta la parte centro-orientale della Marca trevigiana. Isabella Giannelloni, una delle caratteristiche riconosciute all'unanimità ai trevigiani e ai veneti è quella della laboriosità. Il lavoro rimane tema fondamentale anche nel dibattito politico, rimane un valore, secondo lei, da rilanciare, da recuperare? Sì, mi permetto di darle torto. Nel senso che, no scherzo, nel senso che non mi pare che il lavoro sia al centro del dibattito politico di queste elezioni. Ai noi. C'è ben altro al centro, di molto meno serio o di molto più serio, dipende da che punto di vista la si vede. Mentre il lavoro è innanzitutto, il lavoro è un valore. E lo sappiamo bene noi veneti, che abbiamo il lavoro come punto distintivo, ma non soltanto perché il lavoro è ciò che ci permette chiaramente di avere un reddito, cosa vi non poco conto, perché avere o non avere un lavoro cambia la qualità della vita chiaramente, ma perché il lavoro è dignità innanzitutto, il lavoro è essere qualcuno, e il lavoro è anche amore per il lavoro. È per questo che nella nostra terra, ma penso a un'altra regione come noi, le Marche, a noi molto vicine, è così ricca di piccoli imprenditori, persone che amano il proprio lavoro, che quindi lo hanno nel DNA. Allora il lavoro deve tornare ad essere questo, no? Amore per il lavoro. Certo che per avere amore per il lavoro è necessario che sia un lavoro dignitoso, quindi con una paga dignitosa, e questa è la proposta di dare minimo 9 euro all'ora a tutti i lavoratori come soglia minima. Mi pare sia un passaggio importante. Sicuramente avere eliminato il caporalato, piaga che da noi esiste meno, quindi però, insomma, è comunque una questione importante. Sono tutti fattori che sono positivi. Dare incentivi ai giovani perché creino nuove imprese, anche queste mi pare un qualcosa di positivo. Un lavoro quindi dignitoso dal punto di vista economico, un lavoro sicuro. Troppi morti ancora sul lavoro nel nostro paese, troppi invalidi sul lavoro nel nostro paese. Questa è una cosa che deve finire. E poi un lavoro sicuro anche dal punto di vista della salubrità. Per esempio, io immagino che ci potrebbe essere un grande, questo mi pare lo chiedono anche le imprese a gran voce, è necessaria una rete importante fra politica e imprese, per far sì magari che vengano premiate quelle imprese che si impegnano magari a non inquinare, oppure a disinquinare. Insomma, le politiche potrebbero essere tante, però credo che fondamentale sia immaginare che il lavoro deve essere dignità e un valore. Immaginare di pagare le persone perché se ne stiano a casa, direi che non è educativo e non è un lato positivo, anche perché non abbiamo le coperture ovviamente finanziarie, ma poi è proprio svilente, come dire, non serve lavorare. L'importante è tirare a campare, e mi pare un pessimo insegnamento per i cittadini. Una delle critiche che però vengono mosse alle ultime riforme sul lavoro è proprio quello di, come dire, non aver favorito un lavoro di qualità, quella dignità del lavoro. Ad esempio i sindacati lamentano, insomma, che è vero che stanno tornando fortunatamente ad aumentare le assunzioni, ma spesso sono assunzioni a tempo, a termine. Ecco, bisogna, secondo Premetto lei... che non sono una giuslavorista, per cui io non parlo volentieri delle cose che non conosco a fondo, perché rischio di dire delle baggianate e non mi piacerebbe farlo. Dire che non ci sono problemi è negare la realtà.
È chiaro che una delle proposte, per esempio, è quella di far sì che il lavoro a tempo indeterminato costi molto meno del lavoro a tempo determinato. Questa è una proposta chiaramente che va nella direzione che lei accennava. Far sì che sia meglio assumere qualcuno a tempo indeterminato piuttosto che a tempo determinato. E sicuramente questa è una delle proposte. Che poi sia tutto facile, anche questo non credo sia vero. C'è bisogno, credo, di buona volontà un po' da parte di tutti, e però verso questo dobbiamo andare di sicuro, insomma, tenendo conto che abbiamo due problemi secondo me grossi. Uno, più di due, ma insomma, uno riguarda le persone della mia età, per esempio, che magari difficilmente possono essere, no, riconvertite in mansioni che ovviamente non sono più alla loro portata, per persone che hanno fatto, ma sa, una volta uno andava a lavorare a 15 anni e stava 35 anni, 40 in un'azienda e poi andava in pensione tranquillo. Oggi non è più così. Però oggi l'innovazione fa sì che dobbiamo investire in quello, e quindi i nostri giovani devono essere aiutati proprio, no, a gestire l'innovazione. Chi se non i giovani, no, può affrontare l'innovazione e il mondo del lavoro che cambia? Dobbiamo prenderla come una sfida in positivo, non come un nemico l'innovazione. Certo che le persone della mia età, insomma dai 50 ai 60 anni, vanno certamente garantite, aiutate a terminare il loro percorso lavorativo in maniera più serena, questo sicuramente. Isabella Giannelloni, abbiamo un minuto ancora a nostra disposizione e allora, visto che ormai, come si diceva, il voto è imminente, un appello agli elettori, credo innanzitutto di andare a votare. Andare a votare è sempre è il nostro diritto, ma è anche il nostro dovere. Attenzione, non usarlo vuol dire dare in mano ad altri comunque il nostro futuro. Questo è, perché comunque qualcuno in ogni caso le elezioni le vince, e poi chi ha la maggioranza ovviamente decide cosa fare. Io quello che posso dire è che dobbiamo avere il coraggio al posto della paura, avere progetti al posto della distruzione e un'idea di mondo più civile, più giusto, al posto di un mondo invece che si chiude e che sbraita e urla contro il prossimo. Abbiamo bisogno in un mondo difficile di essere invece più uniti. Grazie a Isabella Giannelloni, candidata per il PD e il centrosinistra nel collegio del Senato uninominale di Treviso. Grazie per essere Grazie a con voi. noi. Grazie anche da parte mia per averci seguito. L'invito è ai prossimi approfondimenti dedicati alle elezioni politiche 2018, sempre sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.